Materie prime che non arrivano e se arrivano hanno costi insostenibili. Sono molteplici le conseguenze di quello che sta accadendo sui mercati dei materiali quali acciaio, legno, alluminio. Una situazione che mette a rischio anche la realizzazione di opere pubbliche che i comuni avevano messo in cantiere prima che si scatenasse l'emergenza. È il caso di Fara di Soligo. Qui a giugno partirà un intervento di riqualificazione della scuola materna, lavori per 500.000 euro. Su un lavoro da 500.000 euro, gli anni d'oro probabilmente si presentavano 20-30 imprese. Benissimo, si sono presentate 3 imprese perché le altre che erano state invitate ci hanno comunicato che non avrebbero partecipato, pur ringraziandoci, perché non sarebbero stati dentro con l'aumento dei prezzi. Quindi noi affidiamo dei lavori e non sappiamo se continuano ad aumentare i prezzi. Sono seriamente preoccupato, dice il primo cittadino, consapevole che molte opere potrebbero vedere l'avvio e poi essere bloccate. Noi affidiamo dei lavori e non sappiamo, se continuano ad aumentare i prezzi, se riusciranno a portarmeli a termine questi lavori, con il rischio poi di perdere anche questi contributi. Con che stato d'animo noi possiamo mettere in campo dei cantieri quando non sappiamo se le cifre che abbiamo a bilancio o le cifre che abbiamo a contributo possono coprire l'intera cifra per la quale l'impresa va a fare il lavoro, perché con questo aumento folle non ci si sta dentro quei prezzi. E poi ci sono gli aumenti di gas ed energia con i sindaci che raccolgono anche le preoccupazioni dei loro concittadini, che siano famiglie o imprese. Io ho visto imprese che gli sono arrivate delle bollette che gli imprenditori mi dicono: noi non dormiamo neanche di notte, ci stiamo mangiando il guadagno o gli utili. L'amministrazione comunale di Fara ha calcolato un aumento di luce e utenze di 100.000 euro rispetto all'anno scorso. Io questi soldi li tolgo da interventi che potevo andare a fare, quindi in vari ambiti, dalla cultura ai lavori pubblici, a ulteriori interventi, perché sono 100.000 euro del bilancio comunale e non stiamo parlando di un bilancio comunale di una grande città, stiamo parlando di un bilancio comunale di un piccolo o medio comune.